Va ora in onda la rubrica Socioterapia, a cura della dottoressa Laura Sossi. Cari tutti, buongiorno. Sono Laura Sossi, socioterapeuta, mediatore familiare. Vengo a voi con una visita nuova. Da tempo io sono orientata a cercare una ipotetica soluzione per questi disagi che grandi ci sono e avvertiamo nella nostra società attuale, che è la violenza sulle donne. Voi sapete, leggete, venite a conoscenza di casi efferati, di casi anche di violenze mortali poi alla fine, ma anche di casi di violenze, diciamo, nell'ambito familiare, nell'ambito domestico. Da tempo io ritengo che se non c'è la possibilità dal punto di vista legale, dal punto di vista proprio poliziesco, diciamo, di fermare queste efferate situazioni, perché purtroppo non per causa della polizia o dei carabinieri, bensì perché non ci sono le leggi adatte a evitare che tutto ciò si perpetui, perché ovviamente le forze dell'ordine mettono in campo quello che hanno, dopodiché non è che possono fare di più. Da tempo io auspico che ci sia per la donna la possibilità di fare come ipotesi alternativa, se non definitiva, il fare dei corsi di antiviolenza, cioè di corsi che la preparino, la formino a in qualche modo prevenire qualsiasi tipo di contatto un po' negativo in cui una persona si può trovare, una madre, una donna, una nonna, una bambina. Giorni fa, parlando con questa mia cara amica che si chiama Maria Chiara Ronchi, che adesso vi presento, io sono venuta a conoscenza del fatto che Maria Chiara, essendo laureata in scienze motorie, essendo una personal trainer, mette a disposizione insieme al suo socio Davide Dal Medico, dei corsi atti proprio a insegnare alle donne come difendersi e come prevenire anche e soprattutto, con una filosofia non di mi difendo nei casi estremi, bensì mi preparo a capire se ci sono dei segnali o dei sintomi che mi possono far pensare che possa succedere qualcosa. Dunque, grazie di essere venuta, Maria Chiara. Grazie a voi, sono molto contenta di questa opportunità, vi ringrazio. E appunto, in virtù di quello che noi abbiamo parlato, avrei piacere che tu, oltre alla tua professione di personal trainer, quindi prepari a livello sportivo, presumo, e fai tante cose per quanto concerne la tua professione nell'ambito fisico. Sì. Sì, mi hai spiegato di questa nuova possibilità che metti in campo, di questa ulteriore formazione che abbini con questo tuo compagno, socio, diciamo. Sì. E quindi vorrei che tu ci accennassi un po' in cosa consiste e qual è soprattutto il principio che ti ha spinto a pensare a questi corsi, la motivazione che ti ha portato, oltre che la motivazione, diciamo, in sé fisica, ma è una motivazione anche mentale, Sì, no? Presumo. Sì, grazie per la domanda. Allora, io ho riscontrato che la maggior parte delle persone vive nella paura di tutto, di un'aggressione verbale da parte del capo, un'aggressione psicologica da parte del partner, un'aggressione fisica da parte di uno sconosciuto. Si ha paura di ammalarsi, si ha paura di restare soli, di essere giudicati, di perdere il lavoro. E la paura è una componente molto presente nella quotidianità, nella vita delle persone. In questa società attuale. In questa società attuale e in particolare nella donna, anche perché la donna per tradizione è stata educata a comportarsi bene, a non reagire, a non essere aggressiva, a non alzare la voce, per cui c'è un po' proprio nella tradizione della donna che la donna ha questo ruolo di essere fragile, di essere sottomessa quasi. Debole, esatto, Debole. sottomessa.
Non c'è, se mi permetti, la Prego. rappresentazione mentale nel mondo sociale della donna forte, no? Proprio, anche perché comunque è strutturalmente più debole rispetto Sì, all'uomo, certo, questo è un dato di innegabile, fatto. è un dato di fatto, Che, se mi permetti, secondo me a volte le donne su questo sbagliano, perché le donne partono dal presupposto noi siamo uguali, noi non siamo uguali, No. noi abbiamo delle cose che loro non hanno, i maschi, Sì. e i maschi hanno delle cose che noi non abbiamo. Esatto, ed è un dato di fatto e va considerato, va tenuto Sì. presente. Allora, quello è il messaggio che io voglio far passare, che mi piacerebbe riuscire a far passare proprio alla donna, è che non deve essere una preda. Allora, la natura ha una legge spietatissima che è cacciatore e preda. Il cacciatore, il predatore, deve prevalere sul debole e deve sopraffarlo. La donna si è un po' messa in questo ruolo e deve fare la preda, deve fare la vittima, deve soccombere. Non è così, non è vero. La donna deve togliersi da questa idea, da questo preconcetto, da questa rigidità, da questo ruolo, perché comunque allora innanzitutto io credo profondamente nella donna, in noi donne, e credo che ognuna di noi abbia un valore inestimabile, un grandissimo valore, ma soprattutto abbiamo delle risorse potenti, abbiamo forze interiori che sono forti, che sono potenti, che vanno esaltate, che vanno tirate fuori, che vanno prese in considerazione e che vanno riconosciute soprattutto dalla donna stessa. In primis. In primis, perché c'è anche poi questa credenza di dover combattere chissà quale nemico al di fuori di noi, mentre in fondo poi alla fine il vero nemico, il nemico numero uno, il più acerrimo, è dentro di noi, sta nelle nostre dinamiche, nelle nostre rappresentazioni mentali del nostro ruolo, rigidità proprio prima mentali e poi quindi fisiche, e quindi ci releghiamo, facciamo il passo indietro e viviamo nell'ombra, nella paura, nell'incertezza, nel passo incerto, nella voce tremante, nello sguardo basso. No, una cosa che dico sempre alle donne, e questo le fa normalmente sorridere, è: donne, non abbiate paura, fate paura, ma proprio con la vostra fierezza, con il vostro sguardo fermo, dritto, con la vostra assertività, con il vostro essere forti interiormente, perché comunque la forza che avete dentro, la forza interiore, poi si trasmette anche in quello che voi trasmettete. Nella postura, nel modo di essere, infatti, nel modo di... una delle cose che si affrontano, si trattano nel corso che sto facendo è proprio questa, il fatto di passare come ruolo proprio dalla preda al predatore, dal perdente al vincitore, attraverso la postura, attraverso la prossemica, attraverso proprio l'atteggiamento, il modo di porsi. Scusami, che cos'è la prossemica? Noi non siamo addetti ai lavori, quindi non conosciamo questo termine. Allora, è un modo di porsi attraverso la mimica, attraverso il linguaggio mimico, il linguaggio facciale. E quindi attraverso anche il nostro modo di porsi, stiamo dando dei segnali, e il malintenzionato, il delinquente, lo stupratore, il violentatore sa leggere molto bene questi segnali, e il predatore, come tutti i predatori, cercano la preda facile, cercano la preda che non crei rogne, che non dia problemi, che subisca in silenzio, che subisca proprio, che sia paralizzata, che sia ferma, che subisca, che non dia problemi, e quindi cercano la preda facile. E allora alle mie donne, io le chiamo le mie donne, dico sempre: donne, diventate un osso duro, dovete essere un osso duro, dovete diventare delle prede difficili, rognose, complicate, pericolose, attraverso tutta una serie di strategie, di tecniche, di dinamiche che comunque insieme si imparano. Scusa, una domanda, per quanto concerne
le donne, diciamo, di varie età, ma anche di varie problematiche fisiche, per dire, no? Ti puoi venire a trovare Certo, con delle situazioni certo, in cui ci sono magari delle persone di un'età avanzata o con delle problematiche fisiche che non possono assolutamente. mettere in atto dei meccanismi che magari una persona più giovane, più Sì, duttile fisicamente lo può ecco, fare. grazie per questa domanda perché si ha il preconcetto, si ha l'idea che un corso di autodifesa sia per superdotati, per superdonne, per palestrati. Non è così, è proprio strutturato, concepito, pensato in particolare per la persona normale, per la persona debole, per la persona che ha bisogno o che ha voglia di acquisire più sicurezza, più padronanza di sé, più consapevolezza e più autostima. E quindi, tornando alla domanda che mi hai fatto, grazie, anche la donna anziana, anche la persona che può avere magari anche qualche limite fisico, può benissimo partecipare ad un corso di autodifesa e può formarsi in questa maniera perché non ti viene insegnato a combattere, a dover lottare, a combattere, Sì. a dover diventare violento per colpire, per uccidere, per fare del male, ma prima di tutto è improntato principalmente sulla prevenzione, sul fatto di non arrivare alla situazione estrema, pericolosa, reale, in cui non hai più via di scampo. Ma poi è proprio un insieme, una serie di strategie più che di tecniche che si possono mettere in atto e sono istintive, semplici, facili, assolutamente alla portata di tutti, assolutamente, anzi, devono essere alla portata di tutti, ma proprio perché chiunque deve avere la possibilità e le risorse per potersela cavare, prima di tutto evitando di arrivare nella situazione estrema. E questa è una delle cose che si affrontano, proprio uno dei primi passaggi che si fanno in questo corso di autodifesa. Beh, questo mi dà una grande speranza, perché io pensavo di brancolare nel buio, come vi ho accennato, in quanto purtroppo non ci sono delle forme ad oggi, delle forme giuridiche, delle forme legali che mettono in difesa la donna. Sì, perché è facile dire andate a denunciare. Si può andare a denunciare certamente, però poi che supporto trova la donna? O abbandona tutto con i figli, magari si trova in una collocazione di grande turbamento psicologico in cui deve cambiare identità per estremo, quindi i figli anche cambiano tutta una loro collocazione, oppure deve tornare a casa e se anche il compagno, marito o il predatore, mettiamo che sia uno che non è proprio a capo della famiglia, cioè non a capo, scusate, facente parte della famiglia, gli viene dato una distanza di sicurezza, ovviamente non può esserci né un carabiniere né un poliziotto che gli faccia da guardia del corpo, cioè che lui non rompa questo patto, no? Infatti ci sono stati casi in cui le stesse persone che venivano accusate, che poi hanno avuto queste pene restrittive, diciamo, poi sono ritornate sul posto e hanno ucciso la loro donna. Quindi io ho sempre pensato, cioè ultimamente penso che c'è questo buco nero, no? Se non c'è da un lato la legge che difende, perché stranamente, questa è una mia opinione personale, stranamente si dice che questo sia un governo con più donne alla Camera, al Senato, rispetto a tutti i governi precedenti, e io mi chiedo come mai tutte queste donne non fanno fronte comune, visto la grande emergenza delle violenze, dei soprusi che avvengono in Italia e non anche fuori Italia, ma noi parliamo adesso dell'Italia, e non decidono di mettersi attorno a una tavola rotonda e definire un metodo di affrontare legalmente, giuridicamente questa situazione. Io credo che gli uomini, per questo dico che a volte le donne non sono preparate per essere nei luoghi di potere, perché gli uomini, anche se fra di loro possono non avere dei buoni rapporti, quando c'è un progetto si mettono insieme e combattono. Chiusa parentesi, continuiamo. Quindi tu dici che questa è una grande possibilità, anche vedi in base alle persone che vengono da te a fare questi percorsi, a fare queste... Sì, allora, È recepito bene? spiego un attimo.
come è strutturato questo corso? È un laboratorio, di fatto è un workshop teorico e pratico, dove appunto ci sono delle parti di formazione, di informazione, di conoscenza, di come funzioniamo, per esempio, e nelle varie situazioni, nelle condizioni o con le persone, e del perché si funziona in quella determinata maniera. Quindi c'è proprio un'evoluzione, diciamo, esatto, uno studio di comprensione, di no? comprensione di noi stessi. Il fatto di andare a scoprirci, andare a conoscere quali sono i nostri punti deboli, i nostri punti forza, per poter lavorare poi su quelli, perché comunque anche la paura è essenziale, è un'emozione che non può non esserci, non puoi non avere paura, perché ti permette di fare determinate cose, di difenderti, di reagire, ti permette di muoverti in un modo anziché in un altro, per cui la paura serve. Non serve farsi sopraffare dalla paura, no? Quindi la paura c'è, va riconosciuta e va veicolata, va condotta nella maniera funzionale, nella maniera efficiente in quella determinata situazione. Quindi c'è questa parte teorica dove si spiegano anche un po' i meccanismi fisiologici, mentali, appunto di noi esseri umani. C'è una parte tecnica dove si mettono in pratica, si provano, si fa esperienza di alcune tecniche, ma veramente semplici. Alla portata di tutti. Alla portata diciamo. di tutti, assolutamente. Non ci sono, davvero lo ripeto, tecniche di combattimento, di arti marziali, di Krav Maga, non ci sono cose impossibili. E poi c'è una piccola parte anche di preparazione fisica, chiamiamola così, anche quella molto semplice, molto blanda, sono le cose elementari e sono i movimenti base che vorrei farti una domanda un po' provocatoria, no? Io, in base a determinate ricerche che ho fatto, chiaramente la maggior parte di quello che noi veniamo a conoscenza di violenza vediamo appunto sulle donne, però c'è una alta percentuale anche di maschi, di uomini che vengono picchiati, vengono violentati verbalmente dalla loro compagna, dalla loro moglie. Cioè, questo è un particolare, una fascia, una fetta di popolazione che chiaramente non ne parla, perché nell'immaginario collettivo, nella rappresentazione mentale della società, l'uomo deve essere forte, no? Quindi quando un uomo non ha la capacità di superare, una donna che ti picchia, allora sei un debole, non hai valore. Eventualmente questi corsi portati anche, sarebbe possibile anche per un uomo accedervi e farne parte, seguire? Assolutamente sì. Nel corso che abbiamo in atto attualmente ci sono 2 uomini, 2 maschi, e la cosa particolare che io apprezzo tantissimo, ci sono queste donne, ci sono queste mamme che stanno partecipando al corso con i loro figli. Bellissimo. Con le loro figlie, e c'è un maschietto di 13 anni e la fascia d'età è dagli 11 ai 14 e trovo che sia un esempio meraviglioso di una mamma che partecipa ad un corso di autodifesa con la figlia adolescente, con il figlio, con il ragazzino, e oltre al fatto che comunque nella lezione, nel corso si crea proprio una connessione, un'armonia molto bella tra mamma e figlio, ma questo passa come esempio, di vita molto bello. Io direi magari possiamo continuare in un futuro, un altro incontro, se tu avrai il tempo di poter venire, perché è un discorso molto interessante, è un qualcosa che va approfondito, perché ci sono molteplici risvolti in questa formazione, molteplici corsi che la dottoressa Ronchi fa riguardo sempre a sostegno, diciamo, della donna, delle sue capacità, delle sue potenzialità. Noi o voi, se la volete trovare, basta rivolgersi alla piscina comunale di Vittorio Veneto, dove anche lì svolge delle attività,
e comunque la ringrazio, la ringraziamo a nome di tutti e anche chi mi ascolta, chi ci Grazie a ascolta. voi. Grazie di essere È stato un venuta piacere. e ci hai dato una speranza, che bello, una speranza che forse qualcosa possiamo fare per aiutare delle persone in difficoltà, che questa è una cosa molto importante. Sicuramente qualcosa si può fare. Bene, grazie a tutti e alla prossima. Grazie. Avete visto ed ascoltato la rubrica Socioterapia, a cura della dottoressa Laura Sossi.